Albergatori in Polonia non è il titolo di un film dei fratelli Vanzina, ma è la prima pagina della nuova di Venezia e Mestre di oggi. Si parla del turismo senza personale e quindi gli albergatori del litorale veneto vanno all'estero a caccia di camerieri. Sul litorale è drammatica la carenza di figure stagionali per hotel, ristoranti e pubblici esercizi. A Jesolo scatta una campagna di reclutamento nei paesi dell'est Europa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 6 giugno 2022, bentornati per questa puntata dopo il ponte della festa della Repubblica. La prima notizia del giorno riguarda appunto la crisi del turismo, che in particolare è una crisi degli imprenditori, degli albergatori che non sono in grado di reclutare camerieri e lavapiatti. E allora annunciano che si recheranno in Polonia a cercarli. In particolare sulla Nuova Venezia appunto troviamo in un articolo di Giovanni Cagnassi le dichiarazioni del presidente Alberto Maschio di AIA, l'associazione jesolana degli albergatori, che dice: siamo andati a prendere i turisti, ora andremo a prenderci il personale, e spiega: dal prossimo autunno si avvierà una campagna di reclutamento nei paesi dell'est Europa. Leggiamo l'attacco dell'articolo di Cagnassi sulla Nuova Venezia: gli albergatori sono pronti a reclutare lavoratori stagionali direttamente all'estero. È la nuova frontiera della caccia al cameriere a cui sono costretti a ricorrere gli operatori turistici, che dal prossimo inverno andranno direttamente in Polonia, ma anche in Romania e Ungheria, a cercare personale. Prima lo si è fatto per i turisti ricercati direttamente nei loro paesi organizzando fiere ed eventi, adesso bisognerà farlo anche per la manodopera, che è la grande risorsa mancante all'economia del turismo per tornare a pieno regime, vista la domanda in crescita continua. Insomma, non ci sono lavoratori e quindi andiamo a prenderci all'estero. Ma come mai non ci sono questi lavoratori stagionali nel settore del turismo? Se lo chiede anche la Nuova Venezia. I motivi: c'è chi se la prende con il reddito di cittadinanza, chi, come da anni fa Salvatore Esposito sul litorale di Jesolo, denuncia paghe basse e condizioni inumane per gli stagionali costretti a lavorare in nero per buona parte della giornata lavorativa, soprattutto gli stranieri. La verità, scrive Cagnassi, come spesso accade, sta nel mezzo, ma certo a Jesolo oggi come oggi mancano ancora 2000 lavoratori per garantire un servizio adeguato nelle strutture ricettive e i negozi o pubblici esercizi. Oltre 2000 attività che vivono di turismo e contribuiscono a quel fatturato di circa 9 miliardi di euro del PIL della regione Veneto per quanto riguarda le spiagge. Si affacciano già le prime agenzie interinali che garantiscono personale dalla Polonia, in generale dai paesi dell'est, per colmare i buchi, a volte voragini, negli organici. C'è un ulteriore elemento che mi pare non si trovi in questo articolo, ma che vale la pena aggiungere, ed è quello della piramide demografica. Naturalmente anche questo impatta sul personale, sulla disponibilità di lavoratori stagionali in un modo molto semplice. Oggi i giovani sono molti meno di qualche anno fa, di qualche decennio fa. È il calo demografico, ci sono molti meno giovani e quindi molti meno lavoratori potenzialmente interessati a fare la stagione sulle spiagge, al mare o comunque negli alberghi, nei ristoranti, nel settore del turismo. Noi voltiamo pagina adesso invece e parliamo di zecche. Inverno mite e molti cervi, boom di zecche, già diagnosticata una decina di casi di TBE. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Si parla di una pressione di animali selvatici verso le zone abitate che portano i parassiti nei giardini di casa. A Belluno ci sono già 20 malati di Lyme. La stagione delle gite e delle vacanze è appena iniziata ed è già boom di morsi di zecca tra residenti e turisti, lo scrive Paola Dallanese. E cos'è la zecca? Un piccolo acaro, muore solo con il fuoco, vive fino ai 1600 metri, può trasmettere
borreliosi e meningoencefalite. La malattia più diffusa portata dalle zecche a persone e animali è la borreliosi, appunto, o malattia di Lyme, che viene trasmessa attraverso il morso della zecca, appunto, che è endemica nelle aree boschive del nord-est già da moltissimi anni. La manifestazione clinica più frequente di questa patologia, della malattia di Lyme, è l'eritema migrante, un'eruzione cutanea di forma anulare che si estende progressivamente. Il germe inoculato col morso in assenza di terapia si può diffondere attraverso il sistema linfatico o ematico in altri organi o tessuti. Le manifestazioni extracutanee più frequenti sono quelle a carico del sistema nervoso, con meningiti, encefaliti, neuropatie periferiche, e quelle a carico delle articolazioni, con la classica artrite di Lyme. C'è anche un consiglio del medico, il direttore dell'unità operativa di malattie infettive Belluno, Renzo Scaggiante, che ricorda che la profilassi contro la TBE è gratuita, il ciclo dura almeno un anno, l'ospedale San Martino di Belluno è centro di riferimento regionale, e quindi se andate in escursione fatelo sempre con pantaloni lunghi, ma il consiglio del primario è anche quello di vaccinarsi. La campagna è ripartita dopo lo stop per il Covid, lo scorso anno sono state inoculate 11.000 dosi, la protezione è valida per 3 anni, quindi attenzione nelle gite in montagna. Voltiamo pagina. La politica, in particolare le elezioni comunali, si svolgeranno il 12 giugno in 86 comuni del Veneto che vanno al voto appunto per le elezioni amministrative. Trionfo di liste civiche nelle schede elettorali, ma in 17 comuni su 86 quindi c'è soltanto un candidato. L'analisi di Toniolo Ricerche sui quotidiani del gruppo Gedi: sempre meno liste di partito, i 5 Stelle presente soltanto in 2 sfide elettorali con il proprio simbolo. Coraggio Italia invece partecipa a 5 sfide elettorali, comunque una cifra bassissima se si pensa che il partito neonato Coraggio Italia appunto è la formazione politica, la forza politica che fa riferimento a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, che nel suo Veneto è in grado di presentarsi soltanto in 5 comuni su 86 che vanno al voto. Solo in 16 degli 86 comuni chiamati alle urne la Lega corre da sola, il PD invece va da solo in ben 10 competizioni elettorali. Questi un po' di dati sulle elezioni del 12 giugno. Importantissimo andare a votare, considerato poi la curva, la parabola discendente della partecipazione al voto alle elezioni amministrative, ma non solo. L'astensionismo è in crescita nel nostro paese, non solo in Veneto naturalmente, da decenni. Ma noi voltiamo pagina e chiudiamo con alcune notizie flash. La prima: il Palio, la sfida tra le repubbliche marinare. Amalfi supera la Serenissima in rimonta. Di cosa stiamo parlando? Del Palio delle antiche repubbliche marinare che si è svolto ieri ad Amalfi. È stato la 66esima edizione, dopo una sfida avvincente che è stata condotta fin dai primi metri dai lagunari dell'equipaggio di Venezia. La Serenissima, poi, che ha al suo attivo 34 medaglie, 36 edizioni, appunto ha condotto la regata fino a poche decine di metri dall'arrivo, ma alla fine c'è stato un testa a testa nel tratto finale che poi l'ha spuntata. A seguire Genova e Pisa, insomma il Palio ad Amalfi nei giorni scorsi. Ancora notizie dal mare, ma di tutt'altro tenore. La Mare Ionio ha salvato 30 migranti. Parliamo della nave di Mediterranea Saving Humans, la ONG, l'organizzazione umanitaria che è tornata nel Mediterraneo centrale nei giorni scorsi e ha salvato una trentina di migranti che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione in legno. Il soccorso è avvenuto nonostante la pericolosa presenza di una motovedetta libica sulla scena. I migranti, aggiunge Mediterranea in una nota, sono ora tutti in salvo sulla Mare Ionio. Siamo riusciti ad impedirne la cattura.
E si tratta di un lavoro veramente importante, quello svolto dalla ONG che fa capo all'armatore veneziano Beppe Caccia ed è sostenuta da numerose realtà associative e sindacali del Veneto, ma non solo. Jesolo tra movida e abusi, notte da Far West, il Gazzettino usa un titolo fortissimo, tra risse, ubriachi, multe. Il sindaco di Venezia addirittura annuncia e lancia lo stop all'alcol. Il centro balneare veneziano è stato preso d'assalto dai turisti per il lungo ponte del 2 giugno, appunto. Il sindaco dice subito rinforzi delle forze dell'ordine e poi servono divieti in spiaggia. In una sola notte ben 250 sanzioni, gli agenti della polizia locale, 15 divisi in 4 pattuglie, sono intervenuti per schiamazzi, feste private con musica troppo alta, ma anche per le auto in divieto di sosta. Qual è il problema? Però probabilmente non tanto l'alcol quanto un numero che adesso vi leggo, che è enorme e probabilmente insostenibile: 250.000 le presenze turistiche registrate a Jesolo nel ponte lungo del 2 giugno. Insomma, tenendo conto che l'intera provincia di Venezia non raggiunge il milione di abitanti, 250.000 turisti concentrati soltanto nel comune di Jesolo, che ne fa 26.000, beh, è chiaro che qualche problema ce lo si può aspettare. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha reso noto di aver vinto una causa di diffamazione contro i giornalisti del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, Ilara Proietti e Carlo Trecce. Lo ha dichiarato in una nota, rendendo pubblico il dispositivo della sentenza di condanna che è riportato sui quotidiani del gruppo GEDI in un articolo Diffamazione, Casellati vince contro il Fatto Quotidiano. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.